Qualcosa di veramente buono è nato con questa esperienza e da una cosa brutta è nata veramente una cosa molto molto bella, significativa, di peso, di importanza. Ecco, questa è proprio la vera storia di Natale. Margherita Parolin è la commerciante che lo scorso anno aveva spontaneamente donato una statua di Gesù Bambino al comune di Sovizzo, dopo che l'originale era stato decapitato nella notte di Capodanno. Un gesto sacrilega che aveva indignato tutti, una ribalta nazionale addirittura, anche perché a compierlo, per sfuggire alla noia, era stato un gruppetto di ragazzi proprio dello stesso comune. In un anno tutto è cambiato. I giovani pentiti sono stati coinvolti in un percorso assistiti dai servizi sociali. Quest'anno, insieme agli anziani del vicino centro, hanno realizzato loro stessi la capanna del nuovo presepe. La notte di Natale a Sovizzo quest'anno avrà un significato tutto particolare. È una luce nuova che ci auguriamo sia non solo perché magari arrivando il vaccino ci consentirà di uscire da questa pandemia, ma anche un risaldare un rapporto tra le vecchie e le nuove generazioni, grazie ai nostri anziani, grazie al nostro assessore Miola. Nel rapporto con questi ragazzi è stato un anno di crescita. C'è molta strada ancora da fare, ma abbiamo gettato le basi sicuramente di un rapporto che può rinsaldarsi, sarà duraturo e che dimostrerà che questi ragazzi sono il futuro, il nostro futuro su cui noi potremo contare.